Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo agganciarmi, mi piace appunto seguire un percorso in crescendo, sebbene abbia saltellato qui e là nei primi video, mi piace appunto però dare una continuità al discorso di modo che video dopo video vi possiate addentrare in alcune, cioè quello che è la mia conoscenza delle cose esoteriche e mi piace anche l'idea insomma di accompagnare un po' per mano quanti si avvicinano a queste argomentazioni, a questi discorsi per la prima volta. Come dicevo appunto ieri, nella condivisione nel video che ho postato riguardo il metodo, insomma, diciamo così, le lezioni divine che ci giungono, ho accennato appunto al fatto che il testo sacro che conosciamo come Bibbia, qui per noi è sacro in Occidente, quantomeno per una buona parte ancora di persone lo è innanzitutto appunto un testo di trasformazione, un codice di trasformazione che parla attraverso il linguaggio degli archetipi, parla all'anima. Vedremo poi più avanti anche la bellezza dei salmi, che sono i canti, diciamo così, le preghiere raccolte all'interno del testo biblico e ne scopriremo il suo veramente, cioè questa raccolta di preghiere ha un potere straordinario sull'anima della persona, ha un potere proprio di disgregazione di quello che sono i costrutti egoici e ha la capacità appunto di riportare la persona, diciamo così, a un livello di purezza maggiore, perché salmo dopo salmo vengono rimossi tutte le sovrastrutture e viene riportato il giusto equilibrio previsto appunto dalle leggi divine. Torneremo su questo argomento, però è importante appunto che capiate e che percepiate che c'è un disegno dietro tutti questi testi. Ad esempio, il Pentateuco, che è attribuito a Mosè, ha una funzione importantissima, che è appunto quello di portare il lettore attraverso vari stadi evolutivi proprio per il tramite dell'identificazione con i patriarchi, poiché i patriarchi ancora oggi sono figure che, se spogliate dalle circostanze storiche o spogliate da quelle che erano le realtà, il vissuto quotidiano dell'epoca, ancora a livello caratteriale, temperamentale, animico, sono attualissimi. Ancora oggi un Giuseppe potrebbe camminare su questo suolo in modo contemporaneo, però essere ancora riconducibile al Giuseppe della Bibbia. Cioè, le persone fondamentalmente sono rimaste invariate, cioè è cambiato quello che c'è intorno a livello storico-culturale, però a livello di progresso egoico dell'ego e del suo addomesticamento, l'essere umano è invariato da 2000 anni a questa parte, ancora siamo lì a quei livelli, perciò è importantissimo appunto leggere ogni giorno qualche passo della Bibbia in modo sequenziale, può essere letto anche random, come se fosse un libro che può parlarci, un libro interattivo, no? Che vediamo oggi che messaggio hai per me, padre, e lo si apre e lo si legge lì dove cade l'occhio. Può essere un metodo anche di approccio al divino, no? Che magari in quel momento, tramite, diciamo così, la casualità che non esiste, ci viene a dare un messaggio particolare. Ma studiato secondo la progressione, perciò letto giorno dopo giorno, lavora proprio dentro di noi, va a correggere, va a sanare, va a lenire ferite, va a dare quella che è la giusta dimensione alle cose
parla, come ho detto, attraverso gli archetipi proprio alla parte più interna di noi. Ora, facciamo qualche esempio di decodificazione del testo biblico. Faccio l'esempio più eclatante, anzi due esempi, i più eclatanti, quelli per cui il testo biblico viene spesso additato come raccolta di vicende sanguinarie, di guerre, di stermini e quant'altro, cioè come si fa ad amare un dio della guerra. Beh, intanto la chiave per decodificare questo è, per questi passaggi non è semplicissima, però poi quando ci si pensa ci si rende conto che era veramente sotto gli occhi. Facciamo l'esempio degli olocausti. Allora, spesso viene menzionato l'uccisione di qualche agnello, viene indicato con grande precisione che debba avere meno di un anno, cioè vengono date delle indicazioni chiave. Ma che cosa sarà mai quest'agnello? Che cosa rappresentano gli animali all'interno del testo biblico e perché vengono utilizzati così spesso? È chiaro che i livelli di comprensione devono essere armoniosi fra loro, pertanto essere, come si dice, inconfutabili e incontrovertibili. Nel momento in cui viene scritto qualcosa all'interno della Bibbia deve avere un senso non solo letterale, ma anche di altro tipo. Pertanto vengono mantenute, come si può dire, vengono mantenute delle forme armoniche, così che i vari livelli di comprensione vengano raggiunti diversamente da diverse persone sulla base del loro stesso livello di coscienza, cioè quanto più la loro coscienza si è innalzata, tanto più il loro livello di comprensione si apre e si completa. Ad esempio, uno stesso testo può essere letto più volte in tempi diversi e ci si renderà conto che ci comunicherà sempre cose diverse. Bene, gli animali nella Bibbia come nei sogni rappresentano, ricordiamoci che anche i sogni parlano attraverso un linguaggio archetipale, perciò non sono difformi da quello che è il testo biblico, cioè il messaggio viene comunque veicolato, nostro malgrado, in un modo che sia comprensibile per il nostro inconscio, per il nostro subconscio. E dunque quale forma migliore se non, cioè deve essere, c'è corrispondenza sia nel mondo dei sogni che laddove un testo debba, abbia questo compito appunto di trasformazione e trasmutazione. Se gli animali nei sogni rappresentano nostri vizi e nostre virtù, nostri stati d'animo e nostre caratteristiche, lo stesso si può trasportare sul testo biblico. Nel testo biblico gli animali infatti rappresentano le nostre, diciamo, i nostri vizi più bassi. Poi chiaro loro facevano una distinzione fra animale ed animale e questi sono precetti che poi si trovano nel Deuteronomio. Scusate, ma è un nome particolarmente complesso, lo è sempre stato, mi viene difficile articolarlo, però è così. In quel testo appunto c'è tutta una serie di prescrizioni, precetti di tipo comportamentale, questo si fa, quello non si fa, questo è kosher, questo non lo è, questo è puro, questo è impuro, ed ecco che ci dà quel passaggio in più rispetto a passi della Genesi o del Levitico o di altri testi, cioè ognuno va a dare una chiave che poi ci permette in forma indiretta di andare a leggere un passo che magari era stato visto in precedenza e di cui non si coglieva il significato più sottile. Dunque, c'è anche una distinzione fra i vari animali all'interno del testo biblico, perché alcuni saranno considerati puri, altri impuri. Dunque,
alcuni saranno, diciamo, ehm, come nel caso dell'agnello, saranno errori, peccati, diciamo così, o delle mancanze che abbiamo compiuto in un tempo breve, cioè nell'ultimo periodo. Perché si dice un agnello di un anno, di meno di un anno, che non abbia l'anno compiuto? Perché ci si rifà ad avvenimenti recenti e questo sacrificio di questo agnello in realtà è il sacrificio di una parte di noi che si è aggiunta, diciamo così, ed è una sovrastruttura egoica che si è aggiunta nell'ultimo anno. Perciò è un rimando a sacrificare e a rimuoversi, rimuovere da noi stessi queste scorie che si sono appunto aggiunte alla struttura dell'ego nell'ultimo periodo. Dunque, quando noi sentiamo l'olocausto, sappiamo, dobbiamo subito, immediatamente percepire che si sta parlando di un sacrificio che noi dobbiamo fare prendendo consapevolezza di qualcosa che è del nostro carattere, che probabilmente è emerso recentemente, e dunque lavorare su quello. Cioè lavorare su un agnello giovane è molto più facile che lavorare su un caprone, su un altro animale, chiamiamo così, di data più grande, cioè più anziano, di un peccato che si è radicato, cioè di un comportamento, di una struttura comportamentale o psicologica che si è radicata già nel tempo. E dunque la trasformazione, la correzione che noi dobbiamo apportare su noi stessi è chiaro che deve procedere per gradi. Si procede prima dalle cose semplici e poi si va verso le cose più complesse. Questo sono gli olocausti nella Bibbia. Cioè, in nessun modo e per nessuna ragione, anche applicato all'ambito magico, il sacrificio di un animale serve a qualcosa che non sia smuovere energie basse. Se si vogliono smuovere energie alte, il sacrificio va fatto su di sé, il sacrificio va fatto sul proprio ego. E l'ego che va rieducato e perché è un sacrificio? Perché l'ego soffre. L'ego soffre perché a lui piace invece vedere determinate strutture, si rafforza e si dà una giustificazione al proprio essere, alla propria esistenza, proprio cristallizzandosi in certe situazioni, comportandosi sempre in un certo modo e chiacchierando e parlando a se stesso, dicendo ho fatto bene a fare così, perché quello ha fatto cos'ha. Ecco, questo è il modo con cui ragiona ed è il modo in cui funziona l'ego. Dunque, se qualcosa, un avvenimento è recente, è molto più facile correggerlo di un avvenimento magari che è avvenuto, cioè che si è manifestato più indietro nel tempo. È chiaro che sarà molto più facile sacrificare un agnello, cioè dunque una componente recente, più giovane, più innocente, perché, passatemi il termine, innocente perché può essere accaduto nostro malgrado, per ignoranza o perché abbiamo reagito senza lavorarci su, per meccanicismo, senza cattiveria. Quello che diventa poi, che lo aggrava, è la reiterazione nel tempo, è il impuntarsi dell'orgoglio perché questa cosa la giustifichiamo e la riteniamo come una cosa giusta, cioè, invece poi di riconoscere l'errore ci giustifichiamo per l'azione commessa, così da indulgere su questi aspetti che invece andrebbero corretti. Ecco la chiave, una delle chiavi di interpretazione appunto legata al sacrificio, all'olocausto dell'agnello, proprio perché eh, correggendoci l'agnello siamo poi noi, ci siamo noi a diventare poi nuovamente puri. Dunque guardiamo a queste informazioni con occhi nuovi. Non c'è nessun Dio della guerra, semmai c'è è il Dio che ci aiuta a fare guerra a noi stessi, cioè a riportare ordine e giustizia dentro noi stessi, ed è la guerra che noi inneschiamo con le forze astrali che ci dominano.
Con questo io ho detto già due chiavi, uno è quella degli olocausti e uno è la guerra, che però approfondiremo in un'altra pillola. Per il momento vi saluto, vi abbraccio con grande affetto e vi invito a iscrivervi al mio canale, a seguire, se ne avrete il piacere, le mie condivisioni. Vi auguro una buonissima giornata e vi abbraccio con grande affetto, la vostra Hildegarda.